si apre questo varco 4, quindi una nuova opportunità di crescita per il porto di Trieste, 40% in più di potenziale e anche un nuovo collegamento verso Budapest appena avviato. Erano 12 anni che aspettavamo questa occasione, ci sono voluti solo 3 mesi di lavoro, ma tanta buona volontà. Sono molte le persone da ringraziare. Questa attività, che non crea nuove infrastrutture, semplicemente utilizza meglio quelle che già c'erano, ci permette di aumentare il traffico ferroviario del 40%. Guardando all'est Europa, questo è un treno che va a Budapest, ce n'era uno a settimana, ora diventeranno 5. Credo davvero che in questo senso non solo l'autorità portuale di Trieste, ma le tante istituzioni stiano lavorando nella direzione giusta. Presidente, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo riforma dei porti, un suo commento in generale, poi quali sono i tempi per l'unificazione Monfalcone-Trieste? Sono molto soddisfatta di essere qui oggi a questa inaugurazione all'indomani dell'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, una nuova governance nei porti più snella, più semplice, più competitiva. Soprattutto abbiamo l'autorità portuale di sistema di Trieste e di Monfalcone ed è un grandissimo risultato che attendevamo da tanto tempo. I tempi saranno assolutamente, credo, ragionevoli, ma ormai siamo puntati su quell'obiettivo. Significa che si riconosce l'importanza dell'intera logistica e dell'intera portualità regionale. Poi, per quanto mi riguarda, ma questo è un auspicio, spero di riuscire a inserire in questa logica anche Porto Nogaro, perché abbiamo davvero bisogno di tutte e tre le basi portuali.